Lettera aperta del governatore Zaia ai cittadini del Sud Italia. L'autonomia è un'opportunità per il Nord come per il Sud, ma fa paura a molti amministratori perché è un'assunzione di responsabilità. Incubo baby gang a Venezia, ragazzino di 16 anni picchiato e derubato da un gruppo di coetanei che da giorni terrorizza il centro storico. Indagano i carabinieri. Turista offende su Facebook gli abitanti di Rocca Pietore, paese simbolo della devastazione del maltempo dello scorso ottobre. Indignato risponde il governatore Zaia: non c'è il minimo rispetto. Capolinea per il gruppo Stefanelli, Ponte di Piave, chiesta dai vertici la cassa integrazione per 244 lavoratori, per le famiglie e il territorio, un colpo durissimo. Nuovi dubbi sulla morte di Sissi trovato Mazza, i familiari della poliziotta ridotta in fin di vita nell'ascensore dell'ospedale di Venezia denunciano la manomissione di PC e cellulare. Timore per la sorte di Luca Taccheto dopo la notizia del ritrovamento del cadavere di un occidentale in Burkina Faso. Dalle prime verifiche si tratterebbe di un cittadino canadese rapito 2 giorni prima. Disagi domani per il trasporto ferroviario in Veneto, sciopero di 8 ore indetto da CGIL, CISL, UIL e UGL, e quella di domani si preannuncia una giornata di passione per i pendolari. Una buona serata, ben ritrovati con la nostra edizione veneta del telegiornale. Partiamo dall'autonomia e dalla lettera aperta che il presidente del Veneto Luca Zaia ha rivolto ai cittadini delle regioni del Sud. È indubbio, scrive Zaia, che il Sud sia uscito dalla seconda guerra mondiale ferito quanto il Nord, devastato, con una massiccia emigrazione. Alcuni territori sono economicamente decollati al Nord, quelli del Sud non si sono mai affrancati. Anche senza un'autonomia del Nord, scrive Zaia, in questi decenni il Mezzogiorno non ha portato a casa nulla in termini di sviluppo e non mi si venga a dire che abbia avuto meno opportunità del Nord. La verità, conclude Zaia, è che l'autonomia fa paura a molti amministratori perché è una vera assunzione di responsabilità, questo fattore fondamentale per la corretta gestione delle risorse pubbliche che troppo spesso vediamo sprecate senza alcun vantaggio per i cittadini. E invece, dice, l'autonomia di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che viene dipinta ai cittadini come la morte del Sud, è una grande opportunità per loro, così il presidente del Veneto Zaia. Ora subito la cronaca con la vicenda gravissima che si è verificata nel veneziano, picchiato dal branco per ragioni che rimangono ancora oscure. 7 giorni di prognosi dichiarati dai sanitari dell'ospedale di Venezia per un ragazzino, un minorenne, preso a botte in riva, 7 martiri. Aveva raggiunto i giardini della Marina Ressa per incontrare alcuni coetanei che di punto in bianco sono diventati i suoi aguzzini. La vittima è un ragazzo di 16 anni di origini egiziane ma da anni residente a Venezia con i suoi genitori. Sabato pomeriggio il giovane esce per raggiungere il gruppo in riva 7 Martiri. Fra una chiacchiera e l'altra si fa forte la necessità di bere una bibita al bar, dove il più vecchio della combriccola, un operaio 26enne di Marghera, si accorge che il ragazzo nel portafoglio ha una discreta somma di denaro. La tentazione di impossessarsi di quei soldi, una 60 di euro in tutto, diventa irrefrenabile per il 26enne, che fuori dal locale riesce a condurre in disparte il ragazzino, a scaraventarlo per terra e a colpirlo a calci e pugni per farsi consegnare il denaro. Il resto del gruppo si accorge di quanto sta accadendo, ma invece di aiutare il coetaneo inizia a sua volta ad infierire sul malcapitato. Sono le urla di un residente a mettere fine alla furia dei bulli. Il 16enne viene soccorso e portato all'ospedale di San Giovanni e Paolo, dove i medici lo trattengono per le cure del caso. Per il ragazzino la prognosi è la dimissione di 7 giorni. Solo ieri la denuncia ai carabinieri, che hanno subito individuato e denunciato per rapina e lesioni il 26enne. Sono in corso le indagini per risalire ai componenti del branco e per comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto. E ora un caso che fa molto discutere, molto parlare in queste ore, quello di una turista che ha offeso su Facebook, sui social, gli abitanti di Rocca Pietore, paese simbolo della devastazione del maltempo dello scorso ottobre. Indignato ha risposto proprio via social il governatore Zaia: non c'è il minimo rispetto, ha detto. Siete semplicemente indegni ed indecenti. A 3 mesi dalla frana e dalla devastazione pensate solo a prendere i soldi per il parcheggio. A scatenare la polemica è un post pesantissimo su Facebook di una turista in visita a Rocca Pietore, paese diventato simbolo della devastazione del maltempo di fine ottobre. La signora se la prende con i cittadini accusandoli di lasciare gli alberi sulle strade, ma si spinge anche oltre con affermazioni offensive ed ingiuriose nei confronti di chi dopo la tragedia si è rimboccato
imbroccato le maniche e senza piangersi addosso ha lavorato e sta continuando a lavorare per ritornare alla normalità, un post che non è passato inosservato. A commentare esterrefatto il presidente della regione Luca Zaia. Ma guardi, ha dell'imbarazzante, nel senso che vedere aggredire in questa maniera i cittadini che hanno subito la devastazione di quello che è stato un vero e proprio uragano, e con boschi che non ci sono più, case piene di fango fino al primo piano e tutto quello che sappiamo. Peraltro vorrei ricordare anche 3 morti, che non è una condizione proprio da dimenticare. Ecco, davanti a tutto questo fare un post, io spero che ne diate lettura e lo rendiate pubblico, contro i cittadini di Noca Pietra, mi sembra proprio un eccesso e anche una mancanza di rispetto. Torniamo ora agli atti di prevaricazione all'Accademia Militare dell'Aeronautica. Spunta un nuovo video che rafforza i fatti oggetto di denuncia presentata da Giulia Jasmine Schif, la giovane sergente pilota di Mira. Oh, ma tenetela! Come nella migliore tradizione del peggior nonnismo da caserma, arriva un momento in cui qualcuno ti invita a subire senza protestare, altrimenti gli atti di sottomissione proseguono e si fanno più severi. Ecco, quando nel nuovo video pubblicato dal Corriere del Veneto nel suo sito online si sente distintamente un commilitore a riferire alla collega più ti dimeni, più dura, si ha la netta sensazione che il peggio deve ancora arrivare. Per Giulia Jasmine Schif, la sergente pilota di 20 anni residente a Mira, che ha denunciato di essere stata vittima di atti di prevaricazione durante il corso piloti all'Accademia dell'Aeronautica Militare, il culmine dello sfregio sono le craniate ripetute contro l'ala di un aereo. Il rumore sordo della testa sbattuta ripetutamente contro quella parte dell'aereo è il momento più drammatico del battesimo del volo. Normalmente pare che il rituale si risolva in un bagno in fontana, una goliardata assolutamente innocua, dice l'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Leonardo Tricarico. In questo video però, che nella versione originale dura più di 6 minuti, non c'è traccia alcuna di pratiche innocue. Questo video consegna una realtà completamente diversa e per certi versi raccapricciante, a partire dalle percosse inferte alla giovane sergente con un frustino, verosimilmente il ramo di un albero. Le ferite riportate dalla giovane sono state refertate e documentate fotograficamente e con i video fanno parte degli atti depositati assieme alla denuncia che porta la data del 25 ottobre scorso. Oggi si viene a sapere che 20 giorni prima pure l'Aeronautica Militare aveva segnalato i fatti all'autorità giudiziaria. Per più di qualcuno un modo forse per spegnere sul nascere una bomba che oggi non si può più disinnescare. Parliamo ora di lavoro col caso Stefanel. L'azienda di Ponte di Piave nel Trevigiano ha formalizzato la richiesta di cassa integrazione per quasi tutti i dipendenti, ben 244 in tutta Italia. Non è dato sapere al momento il numero degli esuberi, come rimane incerto il futuro proprio dello stabilimento di Ponte di Piave su cui pende un'ipoteca. Il punto della situazione nel prossimo servizio. Il prossimo passaggio sarà il confronto al Ministero dello Sviluppo Economico sulla cassa integrazione di 1 anno chiesta dall'azienda, da convocare entro 25 giorni. La cassa integrazione di cui ancora non sono chiare le modalità, se a 0 ore o con riduzione dell'orario, per 244 lavoratori della Stefanel in tutta Italia su 253 complessivi. Un terremoto, quello che parte da Ponte di Piave, dove lavorano ancora in 82. Non si può parlare di esuberi, ma non nascondiamoci che ci saranno, dicono i sindacati, che rimangono senza risposta per ora su diversi punti. Quanti saranno i lavoratori che saranno trasferiti a Milano? In che sito della Marca si sposteranno le operazioni di gestione aziendale? Che fine farà lo stabilimento di Ponte di Piave? Pronte alla fine della Stefanel, alla chiusura della Stefanel? Diciamo che siamo di fronte a un cambiamento della Stefanel, sicuramente, cambia faccia, da azienda tessile possiamo dire che sta diventando un'azienda commerciale. A Milano l'Assemblea dei Soci ha preso atto delle perdite dei primi 9 mesi del 2018 pari a quasi 21 milioni. I sindacati non si capacitano di come nel tempo non siano stati presi i provvedimenti necessari per rimettere in sesto un marchio ormai consolidato.
I lavoratori sono delusi e arrabbiati. Molto arrabbiati perché loro hanno dato molto a questa azienda in tutti questi anni e hanno dato le loro energie, la loro professionalità, speravano che con l'avvento del fondo le cose cambiassero, che ci fosse un miglioramento e che ci fosse un nuovo modo di affrontare il mercato. Questo non è avvenuto, anzi le cose sono peggiorate. Per Ponte di Piave è la chiusura di una pagina di storia imprenditoriale e umana. L'amministrazione dell'ex sindaco Paola Roma aveva intrapreso contatti con il gruppo per cercare di fronteggiare la grave crisi che si prospettava. Io mi auguro che quello che debba succedere sia una soluzione immediata con gli stessi lavoratori, proprio perché appunto ci stanno delle famiglie dietro di loro e comunque una comunità pontepiavense che è scioccata da quello che può essere uno dei risvolti, proprio perché la comunità si avvicina rispetto a un'azienda che ha rappresentato la storia di Ponte di Piave. Ora torniamo sul caso di Luca Tacchetto, il giovane di Vigonza scomparso in Burkina Faso. Sono state ore davvero di angoscia per i genitori oggi dopo la notizia del ritrovamento del cadavere di un occidentale nel paese africano. Dalle prime verifiche, che conferma anche la Farnesina, si tratterebbe tuttavia di un cittadino canadese. Apparterrebbe ad un cittadino canadese il cadavere rinvenuto in Burkina Faso mercoledì sera. La notizia del ritrovamento del corpo di un uomo bianco a Siega, nel nord del paese africano, aveva drammaticamente rotto l'angosciante attesa di notizie che scandisce le settimane da quel 16 dicembre, data dell'ultima comunicazione di Luca Tacchetto con la famiglia, prima della scomparsa assieme alla sua compagna di viaggio canadese Edith Blaise. Il timore che il corpo potesse essere quello del figlio dell'ex sindaco di Vigonza aveva fatto allertare subito l'unità di crisi della Farnesina per compiere le necessarie verifiche in concerto con le autorità locali, verifiche che avrebbero identificato un cittadino canadese. Tra i paesi più poveri del mondo, il Burkina Faso vive in alcune zone una preoccupante instabilità a causa di bande armate, anche di matrice islamica, che hanno spesso nel mirino cittadini occidentali. Immune fino a qualche tempo fa da certi fenomeni, il Burkina Faso è da qualche anno caratterizzato dalla presenza di milizie jihadiste che lo hanno reso un paese a forte rischio sicurezza. Da un mistero all'altro, perché verrà effettuata sabato l'autopsia sul corpo di Sissi trovato, mentre nuovi elementi emergono dall'inchiesta rendendo sempre meno credibile l'ipotesi del suicidio della giovane guardia carceraria. Troppi particolari non tornano nella morte di Sissi Trovato Mazza, la guardia carceraria deceduta domenica scorsa dopo 26 mesi di coma. Un suicidio secondo il pubblico ministero titolare delle indagini che lo scorso ottobre, quando Sissi ancora lottava tra la vita e la morte, aveva chiesto l'archiviazione. Un omicidio secondo la famiglia della giovane, trovata colpita da un proiettile alla testa in uno degli ascensori dell'ospedale civile di Venezia il 1 novembre 2016. Troppi dettagli fuori posto, a partire dal PC della poliziotta, restituito alla famiglia completamente vuoto. Tutti i dati che conteneva erano stati formattati. Ora il computer si trova nuovamente sotto sequestro, insieme all'arma dalla quale sarebbe partito il colpo, la pistola di ordinanza dell'agente, che non presenta però tracce di sangue né impronte digitali, nonostante Sissi non indossasse i guanti. Nuovi elementi emergeranno dall'autopsia, prevista per sabato. E ora la scomparsa di Isabella Noventa, a 3 anni da quei fatti, parla il fratello Paolo. Sentite cosa ci ha detto. Mia madre fisicamente sta bene, moralmente è stata uccisa anche lei quel giorno. Lei ha finito di vivere da quel giorno. La teniamo solo su fisicamente, ma soffre. È lapidario Paolo Noventa. A 3 anni dalla scomparsa di sua sorella, il dolore non si placa. 3 anni difficili che hanno visto anche la condanna di 3 accusati, che hanno fatto di tutto per incastrare anche lui, come testimonia ai nostri microfoni. Ho ascoltato tutte le intercettazioni telefoniche in quel mese che erano fuori e loro sapevano benissimo di essere intercettati e tra di loro parlavano, deviavano tutte le indagini su di me con i miei problemi, che vengano a vedere me anziché guardare loro e fargli domande. La famiglia Noventa chiede che Freddy riveli dove è finito il corpo di Isabella e non credono alle lettere che dal carcere fanno arrivare i giornali. Non parlano, non sono minimamente pentiti di quello che hanno fatto e anzi
mandano lettere a un quotidiano, lettere infami che dicono di essere a disposizione per chiarimenti, ma i chiarimenti per un anno il pubblico ministero ha cercato di averli interrogandoli e loro si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere. Cosa li vanno a dare a un quotidiano? Che li diano in procura, che li diano a me, i chiarimenti alla mia famiglia? C'è stato ancora un infortunio sul lavoro in provincia di Padova, un operaio ha perso 2 dita alle fonderie Zen di Albignasego. Un'altra giornata drammatica per il mondo del lavoro padovano, contrassegnata ancora da un incidente che è costato 2 dita ad un operaio di origine serba. Erano circa le 6:40 del mattino quando durante il suo turno il 65enne dipendente delle fonderie Zen dal 2005, addetto alla granigliatrice, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano che era rimasta schiacciata da una pesante lastra di acciaio. A lanciare immediatamente l'allarme erano stati i colleghi, quindi la corsa verso l'ospedale. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri di Albignasego. L'infortunio alle fonderie Zen segue di appena poche ore l'incidente in cui ha perso la vita un dipendente della Ferrau SPA di Caselle di Selvazzano Dentro, investito da un mezzo pesante in manovra, 21esima vittima di incidenti sul lavoro in Italia dall'inizio dell'anno. Non è possibile che non passi giorno senza morti e feriti sul lavoro, ha commentato Loris Scarpa, segretario generale della FIOM CGIL di Padova, annunciando che nei prossimi giorni saranno valutate iniziative locali da intraprendere assieme alle altre organizzazioni sindacali. Nel 2018 i morti sul lavoro in Veneto sono stati 69. Dopo l'incidente del 13 maggio ad Acciaierie Venete, costato la vita a 2 persone, Padova era stata teatro di una grande manifestazione regionale il 26 maggio per la sicurezza sul posto di lavoro. Come avete sentito, i sindacati stanno valutando in queste ore quali iniziative intraprendere, non è escluso neppure lo sciopero. Stiamo ragionando con i colleghi di FIOM e WILM proprio perché un segnale vogliamo darlo, un ennesimo segnale, forse sarà l'ennesimo tentativo per provare a sollecitare tutti, aziende, lavoratori e istituzioni rispetto a questo tema. Pensiamo comunque di attivare delle azioni di sciopero nelle aziende, non tanto contro le aziende ma proprio per sensibilizzare il mondo, la società rispetto a un tema che altrimenti rischia di diventare un'abitudine. I sindacati stanno valutando l'ipotesi, ma è possibile che a febbraio si possa assistere ad una serie di scioperi, astensioni dal lavoro magari brevi ma dal forte significato. A Padova l'emergenza sicurezza sul lavoro rimane una priorità su cui le organizzazioni dei lavoratori non intendono abbassare la guardia. È un tema ampio, reso complesso da una realtà economica variegata che chiede un forte impegno alla politica, ma passa anche attraverso un'attività di sensibilizzazione dei lavoratori stessi. Noi abbiamo in qualche modo anche ultimamente sollecitato le istituzioni, c'è stato anche un incontro al prefetto a fine anno 2018 dove abbiamo cercato di sviluppare le azioni da fare per poter affrontare il tema. È ovvio che non è un tema semplice, non è neanche di semplice soluzione perché le morti si verificano nelle aziende più disparate. Si sta cercando di fare un sondaggio a livello regionale insieme alla Regione Veneto per capire dove possono essere gli ambiti di intervento, ma non è semplice. Continuiamo a parlare di scioperi perché domani sono attesi disagi per il trasporto ferroviario in Veneto per l'astensione dal lavoro di 8 ore indetta da CGIL, CISL, UIL e UGL. La rivendicazione è importante, è una rivendicazione di lavoro e di qualità di lavoro nel territorio. CGIL con CISL, UIL e UGL hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per la giornata di domani. Incroceranno le braccia ai ferrovieri che protestano contro il nuovo corso intrapreso da Trenitalia nella gestione del personale. Hanno lasciato a casa dei ragazzi che avevano un contratto a tempo determinato. Questi lavoratori sono rimasti a casa e rimangono le carenze strutturali per ciò che riguarda gli organici. Un modo, sostengono i sindacati, per aggirare la carenza di risorse ricorrendo a lavoratori con contratto di somministrazione, perciò non dipendenti di Trenitalia, mentre l'obiettivo è quello di mantenere livelli occupazionali e competenza nel territorio. Preoccupazione viene espressa per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da destinare ai team di assistenza a bordo dei convogli. Un'attività che non è stata concordata con il sindacato ma che ci siamo trovati e che l'organizzazione di Trenitalia ha deciso di mettere in piedi. E poi ci sono i problemi denunciati da tempo che riguardano la logistica.
Noi abbiamo dei problemi relativi a mancanza di risposte anche sui siti industriali, sia di Mestre, di Verona, e coinvolgono tutto il Veneto. Non abbiamo più un impianto di riferimento per ciò che riguarda la lunga percorrenza di Trenitalia sul Veneto. Migliori condizioni di lavoro, migliore servizio per gli utenti dei treni, la stragrande maggioranza dei quali sono studenti e lavoratori. Per ridurre al minimo i disagi, lo sciopero domani inizierà alle 9.01 e si protrarrà fino alle 16.59. Ci fermiamo per qualche istante di pausa, ma rimanete naturalmente su Antenna 3. Eccoci di nuovo in diretta con le notizie dal Veneto di Antenna 3. Parliamo ora di clochard, un fenomeno che preoccupa da tempo l'amministrazione comunale di Vicenza. Zone critiche Porta Santa Lucia e la chiesa dell'Araceli. Per ridare decoro a queste zone parte un progetto diurno per i senza dimora. Una mano al decoro cittadino e l'altra tesa ai clochard. Il Comune ci prova, spostando in avanti le lancette dell'aiuto su strada che gli operatori e i volontari danno già di sera e di notte ai senza fissa dimora. Per un mese in via sperimentale gli operatori di COSEP, Paripasso, Croce Rossa e CISOM avvicineranno i clochard anche tra le 7 e le 10 del mattino e li inviteranno ad alzarsi e ad allontanarsi dai bivacchi della chiesa di Araceli e di Porta Santa Lucia. Luoghi da dove sono arrivate molte segnalazioni di residenti e consiglieri comunali di clochard che dormono lì per quasi tutto il giorno. Quindi il messaggio che si vuole dare è, in collaborazione proprio con le persone che collaborano già fattivamente a questa attività, di farli alzare prima rispetto ai tempi che ci sono oggi. I have a dream, dice il consigliere comunale che sta studiando il fenomeno, che a Vicenza non ci siano più persone senza fissa dimora. Attualmente sono 55, si sta lavorando a un progetto per toglierli dalla strada almeno di notte. Ma chi sono queste persone? 2/3 sono stranieri, 1/3 italiani. Però di questi italiani, veramente vecchio concetto di barboni, ce ne sono 8-9 a Vicenza, che girano sempre quelli tosti, diciamo adulti anziani. Gli altri sono tutti giovani che magari vengono da Padova, magari dalle paesi limitrofi, dormono qui. Non sarà però possibile obbligarli a nessun tipo di visita o ricovero, un fatto questo che non fa stare tranquilli. Certo che preoccupa tutti, preoccupa prima come cittadina, poi anche come assessore, è chiaro che è una situazione che è preoccupante. Riprenderà domani l'iniziativa per portare la musica tra i malati di oncologia dell'ospedale di Treviso con delle novità. Musica per i pazienti del reparto di oncologia e i loro familiari all'ospedale Cafoncello. Ripartirà domani sera alle 19 con il piccolo ensemble la stagione di La medicina dello spirito, che ha portato in autunno le note del pianoforte tra i malati oncologici. L'iniziativa, promossa dal musicista trevigiano Giorgio Pavan con il sostegno dell'Associazione Industriale dell'UIS 2 Marca Trevigiana, si arricchirà ora di nuove componenti. Cominceremo con dei piccoli gruppi, da domani quindi con il piccolo ensemble trevigiano formato da me al violino, Anna Martignone al pianoforte e Marta Sorera al violoncello, e poi proseguiremo sempre esplorando questi generi musicali. Musica che arriva al cuore e allo spirito, così come al cuore e allo spirito di chi si esibisce gratuitamente. Arriva il sentimento di una platea non comune che sta affrontando un cammino di sofferenza fisica e psicologica. Un'emozione grandissima anche per la risposta che diciamo abbiamo ricevuto da parte dei pazienti e non solo, anche della città, insomma dei parenti, dei pazienti, dei messaggi che ci sono arrivati. Un ambiente straordinario anche per il ritorno che abbiamo. Ogni mese un appuntamento, il successivo non a caso la sera di San Valentino. È un elemento terapeutico, non a caso già con la psichiatria tanti anni fa si parlava di musicoterapia, e quindi sicuramente la musica aiuta ad aprire l'animo, aprire i sentimenti e rende le persone più felici. Quindi l'operazione della musica all'interno dell'oncologia serve proprio per far capire che il percorso è un percorso difficile, ma è un percorso comunque che poi può portare ovviamente a ritornare a vivere come prima, in una logica però diversa, che non è solo quella della terapia, ma è della presa in carico totale della persona. Al termine dei nostri telegiornali, a 20:10 si parlerà questa sera di fake news, ospiti in studio per Giorgio Paladini e Andrea Altinier.
È tutto per questa sera, io vi lascio alle previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo, tempo in miglioramento sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino sarà possibile una residua instabilità sui settori meridionali, dove non si esclude qualche piovasco. Col passare delle ore fenomeni in esaurimento ovunque, torna dunque ad essere asciutto e soleggiato. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime comprese tra 5 e 9 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà molto nuvoloso nella prima parte della giornata e saranno possibili anche delle occasionali piogge. Più sole invece a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime intorno a 0 gradi, massime comprese tra 7 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove sarà il sole a prevalere. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.